Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Per la 16ª giornata del campionato di Serie B-Win scendono in campo al Carlo Castellani due squadre in forma. L'Empoli con 7 punti in 9 gare è riuscito a riemergere dalla zona play-out. Il Verona invece è reduce da 4 vittorie consecutive che gli hanno permesso di agganciare la zona play-off. Pillon conferma l'11 che ha battuto il Modena, con la sola eccezione di Saponara al posto dell'infortunato Boucher. Mandorlini sostituisce lo squalificato Maietta con Ceccarelli e getta nella mischia Jorginho dal primo minuto, lasciando Pickelman in panchina. Tassidis, il greco, subito pericoloso per il Verona che parte fortissimo, tiro deviato che termina in calcio d'angolo. Ancora Verona, scatenato nei primi minuti, Ferrari per l'inserimento di Gomez, la parata di Pelagotti, siamo al 14esimo, passa un minuto, ancora Gomez col sinistro, Pelagotti si dispera, Mandorlini, ancora Verona, dalla bandierina Alfredson, Gomez di testa prolunga, Abate, il gol di Abate che poi esulta, si sblocca il risultato in maniera meritata per il Verona, padrone del campo nel primo quarto d'ora, 16esimo minuto, 1-0 gol di Abate. Poi è sfortunato Ficagna che deve abbandonare per infortunio, al suo posto Pillon inserisce Mori. Non c'è l'Empoli, Regini sbaglia tutto, prolunga per Russo va al cross, guardate Pelagotti, uscita a vuoto, Alfredson rinchiarazza, serve Jorginho e c'è il gol del 2-0 per il brasiliano, il primo gol in Serie B-Win. Jorginho 2-0 per l'Hellas a porta vuota. Dopo lo svarione difensivo dell'Empoli esulta la tifoseria scaligera. Prima dell'intervallo Mareco, una leggerezza, Saponara gli ruba palla e palo clamoroso con Rafael ormai battuto, concede 2 minuti di recupero l'arbitro calvarese, contropiede Tassidis per Ferrari che non chiude il match. Primo tempo che si conclude sul 2-0, ripresa senza cambi. Il team locale allenato da Pillon sembra avere un moto d'orgoglio con Tavano, il tiro, c'è forse anche una deviazione, palla che termina di pochissimo a lato, in realtà non si fa vedere dalle parti di Rafael il team locale, anzi è il Verona con questo tiro di Alfredson centrale ad amministrare bene la gara. Poi Ferrari servito da Gomez, Ferrari il tiro col piede sinistro alto di pochissimo, il Verona amministra il risultato, dicevamo, in questo secondo tempo. Cangi il cross, il solito gran bel lavoro di sponda di Ferrari e Jorginho a botta sicura si vede negare il gol da un Pelagotti strepitoso. L'ultimo dall'Endersi è Tavano, c'è un tiro centrale parato. Poi quando siamo all'88esimo Valdifiori, la sponda di Coralli, Tavano, tiro e il gol! Si riapre la partita all'88esimo. Ciccio Tavano, 11esimo centro stagionale per lui. L'arbitro concede 4 minuti di recupero, ma nel finale, proprio all'ultimo secondo, al 94esimo, contropiede Jorginho, Alfredson, quinto centro stagionale per l'islandese che chiude i conti. 3-1 per il Verona di Mandorlini. Dopo 62 anni il Verona torna a vincere ad Empoli, cogliendo la quinta vittoria consecutiva e volando sempre più in alto in zona play-off.